Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle 19 su Video Mediterraneo canale 11 con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti del calcio dilettantistico siciliano. Puntata che come al solito andrà in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte di questa domenica. Salutiamo subito in postazione la nostra splendida e straordinaria penaltina che tra l'altro oggi si congeda da noi perché l'attende una tesi importante di laurea che poi magari affronteremo successivamente, perché ci dovrai dire come ti stai preparando. La nostra bella e splendida Jessica. Ciao Jessica. Ciao Ettore, un saluto ai nostri telespettatori e ben ritrovati a questa quinta puntata, per me ultima puntata di Penalty. Vabbè, solo per l'occasione perché poi ci verrai a trovare. Sì, non vi libererete di me. Scopriremo quindi chi sarà la nuova penaltina tra 7 giorni. E in postazione abbiamo il nostro straordinario Beppe Ragona, puntualissimo perché so che hai tante cose in pentola oggi. Grazie per lo straordinario, sì, buonasera a tutti, ciao Ettore. Abbiamo tanto carne al fuoco. Infatti, verissimo, ok. E invece salutiamo subito i nostri primi due ospiti che sono venuti a trovarci qui nella nostra trasmissione. Abbiamo il presidente del Modica, il nostro Pietro Bellia. Presidente, buonasera. Saluto i telespettatori. Anche per lei oggi è una giornata importante perché ci dovrà dire tante cose. Sono qui proprio per questo. Benissimo, ci parlerà anche del campionato di prima categoria, mister Giovanni Gurrieri del Marina di Ragusa, prima categoria appunto. Ciao Giovanni, ben trovato, neopapà. Infatti, buonasera, grazie per avermi invitato. Figurati, femminuccio, maschietto? Femminuccia. Salutiamo? Martina. Martina, salutiamo quindi Martina. E adesso mi collego subito con la redazione di Catania perché abbiamo altri due ospiti che sono fedelissimi di Penalty. Li vedo già pronti in postazione. Abbiamo il direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio, campionato di promozione, Salvo Castorina. Ciao Salvo. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, buonasera. Insieme a te abbiamo mister Giovanni Garofalo del Lineri Mister Bianco, campionato di prima categoria. Ciao Giovanni. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera a te. Anche tu avrai da raccontarci qualche cosa soprattutto su questo incertissimo campionato di prima categoria. Abbiamo veramente tante cose da raccontare in questa quinta puntata di Penalty, che a questo punto partiamo subito con il campionato CND. Oggi si è giocato in molti campi, anzi in quasi tutti i campi, mentre invece nei campionati di eccellenza parecchie partite sono state sospese. Abbiamo subito i risultati di questa sesta giornata di ritorno, oggi domenica 22 febbraio 2015, e come al solito la nostra splendida Jessica ce li va subito ad elencare. A te Jessica. Agropoli, Battipaiese 2-1, Interreggio, Nerostellati Frattese 1-2, Rende, Torrecuso 3-0, Acragas, Noto 3-1, Marcianise, Roccella 1-1, Comprensorio Montalto, Sorrento 1-2, Leonfortese, Due Torri 1-0, Tiger Brolo, Orlandina 3-0, Nuova Gioiese, Neapolis 0-0. Risultato a sorpresa per quanto riguarda il Torrecuso che perde a Rende e insomma l'Acragas sembra un po' usufruire di questo vantaggio ulteriore. Guardiamo la classifica nel suo dettaglio, classifica appunto della sesta giornata di ritorno insieme a Jessica. Acragas 50 punti, Torrecuso 46, Agropoli 44, Rende 41 punti, Nerostellati Frattese 40, Neapolis 39, Marcianise 37 punti, Leonfortese 33, Interreggio e Roccella 31 punti, Due Torri 30, Sorrento 27, Tiger Brolo 25 punti, Nuova Gioiese 24, Battipaiese 23 punti, Noto 22, Comprensorio Montalto 16 punti, Orlandina 6. Ricordiamo che in classifica il Noto ha un punto di penalizzazione, mentre invece l'Orlandina ha ben 2 punti di penalizzazione. E adesso la tabellina per quanto riguarda il prossimo turno, domenica 1 marzo 2015 si giocherà la settima giornata di ritorno. Questi gli incontri: Tiger Rende, Torrecuso Agropoli, Orlandina Marcianise, Nerostellati Frattese Nuova Gioiese, Sorrento Due Torri, Battipagliese Acragas, Roccella Comprensorio Montalto, Noto Interreggio ed infine Neapolis Leonfortese. Allora, a questo punto, anche in maniera abbastanza breve, devo dire che l'Acragas oggi può
pensare in grande. Dico bene? Ha tutte le carte per pensare, beh, le aveva anche prima. Certo. Oggi questa giornata può dare solo più consapevolezza, più forza alla formazione agrigentina, che è riuscita a vincere una gara che non era così facile come si prevedeva contro il Noto. Sono d'accordo. Che il Noto ultimamente sta dando filo da torcere a tutti. Tra l'altro aveva pure pareggiato il Noto con Cocuzza prima della doppietta di Tiscione. 4 gol nelle ultime 2 partite, si sta rivelando fondamentale l'ex attaccante del Città di Messina, che dopo qualche problema sta ritrovando la forma dei giorni migliori. Il Torrecuso è sconfitto clamorosamente, se vogliamo anche per le dimensioni del punteggio, a Rende, si dimostra di non avere la continuità dell'Akragas. E domenica prossima c'è un incontro importante. Stavo per arrivare proprio là, domenica prossima gioca con l'Agropoli, terza forza del campionato, per l'Agropoli è come una finale, se vince può ancora aspirare ad andare a prendere l'Akragas, viceversa se perde è finito il suo campionato e quindi darà il massimo, poi è anche un derby tra Torrecuso e Agropoli, quindi ci saranno le scintille. L'Akragas invece andrà a giocare a Battipaglia, campo difficile ma Abbordabile. obiettivamente i valori sono ben diversi. È vero, è vero. Una battuta veloce con il presidente del Modica, perché insomma quando parliamo di Modica parliamo anche di una società che ha militato nel campionato interregionale, devo dire con grandi successi. Le manca un po' questa bella categoria, presidente? Ma mi manca anche la Serie C, perché io da bambino con la buonanima di mio padre andavo sempre allo stadio, Serie C, anni 80, stadio pieno, quindi mi mancano queste... Però diciamo con l'eccellenza che a volte viene anche sminuita come categoria, assolutamente no. Quest'anno non di certo con i grandi nomi che ci sono. Nella mia persona perché è il massimo campionato regionale e come molti dicono il Modica in eccellenza, già per la città di Modica l'eccellenza basta e avanza. E avanza, anche perché insomma per gestire una società anche in eccellenza ci vuole un bel budget. E come no, sì. Benissimo, allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo il primo break pubblicitario, tra poco parleremo dei campionati di eccellenza, appunto come già anticipato il presidente del Modica, e la lanciamo questa pubblicità Quindi, con Jessica. A questo punto mandiamo la pubblicità, mi raccomando restate con noi e non cambiate canale.